referta in diretta dal comunale Cirillai di Barisardo. Inizia la sfida, può provare ad impostare la prima vera manovra offensiva, prova a sfondare Sidibe, mette il pallone in mezzo, Ferrari calcia altissimo, apre il gioco per Barbosa, arriva il cross, bello tagliato sul secondo palo, Sidibe, arriva il gol dell'1-0. Sull'asse Barbosa, Sidibe, calcio di rigore per il Villagrande, spiazzato il portiere, pareggia i conti Matteo Loi 1-1. In corsa di Mendes, parte Mendes, la parata di Masini, poi il cross, la chiama Masini che la perde e poi Masini il palo, salvataggio sulla linea, ancora Masini, Silvestri la lascia lì per Musa, la lascia passare per Mendes che prova a piazzarla, Masini para anche questa, il cross d'altezza, primo palo, il colpo di testa di Barbosa. 2-1, torna avanti il Barisardo. Barbosa la mette giù, la lascia nuovamente per Ferrari, prova a giocarla con Aimi, bello lo scambio, Ferrari cerca lo spazio per il destro, un grandissimo gol. Quello di Federico Fernando Ferrari, 3-1 Barisardo. Ferrari, Sidibe, bello il numero per liberarsi al tiro, Sidibe! Stavolta è tutto buono, 4-1, cala il poker Sidibe. Attenzione a Sidibe, la lascia lì per Diae, rientra sul sinistro. E arriva il 5-1 di Papa Massamba Diae. Nel primo tempo qui attenzione alla palla che diventa buona per il gol. Del 6-1 che porta la firma di Eduardo Teixeira. Anche il miglior marcatore, mentre qui gran parata di Masini. Controlla Sidibe, il cross per il colpo di testa di Ndiaye che da pochi passi va alto. La lasciata lì per Ndiaye, Ferrari, zona tiro, prova a piazzarla col destro, il colpo di testa di Rubio. Soluzione sul secondo palo, colpo di testa e arriva il 7-1. Ancora con Sidibe, Ferrari qui, bello il controllo, Ferrari non ha spazio per il tiro, prova a crearselo il rimpallo. Eccolo qui, l'8-1 con la doppietta anche di Federico Ferrari. Finisce il match, il Barisardo vince 8-1. Conquista la 15ª vittoria in 16 partite e sale a quota 46 punti in classifica.